Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. E sotto shock la preside aggredita da un ragazzino di terza media nell'istituto comprensivo Maiore di Noto. Rintracciata al telefono al nostro TG ha detto: il ragazzino è una vittima del sistema, sono pronta a riaccoglierlo. Stai tranquilla, domani puoi mangiare, scrivevano così su un messaggio WhatsApp dallo studio medico Procopio a Margaret, la 22enne di Lentini, morta a seguito di un intervento al naso. Continuano le indagini della procura. Crisi idrica, rientra la clamorosa protesta dei sindaci e dei cittadini che avevano occupato la diga Ancipa, merito della pioggia che ha riempito gli invasi. Intanto Schifani avverte: tolleranza zero. Offensiva contro lo spaccio di droga in mezza Sicilia, a Catania 14 in manette nel quartiere di San Cristoforo, dove i pusher spacciavano anche davanti ai loro bambini. A Palermo stroncato un traffico di stupefacenti alla Guardania e al falso miele, 25 arresti. Celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità, ma ancora oggi a Catania esistono troppi ostacoli, dignità, diritti e benessere spesso calpestati. Calcio, insidia Taranto, domenica per il Catania che prepara la gara dello Iacobone. Assente Anastasio, Toscano potrebbe recuperare De Rose in mediana. Rivoluzione a Trapani, dove dopo il divorzio dal Messina arriva il DS Pavone. Bentrovati, colpita da un ragazzino di terza media. Il giorno dopo l'aggressione la preside dell'istituto comprensivo Maiore di Noto è a casa e sotto shock con una prognosi di un mese. Rintracciata al telefono al nostro TG ha detto: il ragazzino è una vittima del sistema, sono pronta a riaccoglierlo. Francesca Loi. È una vittima del sistema. La preside definisce così il ragazzino di 14 anni che l'ha aggredita a scuola. Era stato portato da lei per una sospensione e avrebbe reagito spingendola a terra e trascinandola per i capelli. Il giorno dopo Desiree Coco, si chiama così la dirigente del Maiore di Noto, è ancora sotto shock. I medici le hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma cervicale ed una spalla lussata. Adesso è a casa e non se la sente di farsi intervistare in video. Il ragazzino l'ha colpita di spalle mentre parlava con la psicologa che lo segue, annunciandole la sospensione. Poco prima, infatti, aveva lanciato una sedia dalla finestra. Si tratta di uno studente che ha una storia familiare difficile. Vive in una casa famiglia ed è seguito dai servizi sociali. Da quest'anno frequenta la nostra scuola, ha detto la preside. Abbiamo cercato di aiutarlo in tutti i modi, ma ogni qualvolta bisogna rispettare delle regole, ha delle reazioni violente. Eravamo per lui l'unica possibilità di riscatto, ha aggiunto. Volevamo fargli prendere la licenza media. Ora la palla passa ai carabinieri e alla procura dei minori. Nei prossimi giorni si riunirà il consiglio d'istituto e per il ragazzino che ad ora non ha chiesto scusa scatterà almeno la sospensione. Nonostante tutto, però, la dirigente ci ha detto che è pronta a riaccoglierlo. Stai tranquilla, domani puoi mangiare. Ecco i messaggi che lo studio medico aveva inviato a Margaret prima dell'intervento al naso durante il quale è morta. Orazio Longo. L'ipotesi che l'autorizzazione a mangiare prima dell'anestesia possa essere tra le cause della morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta a Roma dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento di rimodellamento del naso, è tra le principali al vaglio degli inquirenti. C'è un messaggio WhatsApp sul telefonino della giovane, ora sequestrato, che reciterebbe così: stai tranquilla, domani puoi mangiare e bere. Lo scambio sarebbe avvenuto il giorno prima dell'operazione tra Margaret e un numero riconducibile allo studio medico dell'Euro dove la giovane lentinese si era recata per l'intervento. Così racconta il legale della famiglia Spada. La circostanza mi è stata riferita dai genitori di Margaret, che hanno avuto la disponibilità del cellulare della figlia durante i giorni di ricovero presso la rianimazione del Sant'Eugenio, l'ospedale dove poi è morta Margaret dopo 3 giorni di coma. Se interpretato come un permesso a mangiare prima dell'anestesia, il messaggio diventa qualcosa di molto importante, visto che il decesso potrebbe essere proprio derivato da complicazioni relative al fatto che la giovane avrebbe dovuto presentarsi a digiuno. Margaret si sarebbe sentita male proprio
proprio subito dopo la somministrazione dell'anestesia e, secondo quanto si legge dalla relazione dell'ASL, è stata rilevata la presenza di contenuto gastrico nei polmoni. In più c'è il dubbio che la ragazza non sarebbe stata rianimata correttamente dopo il malore. I medici, titolari della struttura, sono indagati per la morte della ragazza. Gli inquirenti stanno anche valutando i documenti relativi alle eventuali mancate autorizzazioni dello studio medico. La pioggia riempie in parte gli invasi vuoti e rientra la clamorosa protesta dei sindaci e di cittadini che avevano occupato la diga Ancipa. Schifani minaccia tolleranza zero. Luca Ciliberti. La guerra dell'acqua è una tregua senza vincitori né vinti, grazie al cielo. E non è un modo di dire, è proprio grazie alle piogge cadute negli ultimi giorni che il livello della diga Ancipa, che serve esclusivamente 5 comuni dell'Ennese e di rinforzo alcuni comuni del Nisseno, con i sindaci che fino a poche ore fa erano incatenati al depuratore dell'invaso, e hanno smobilitato. Il clima più sereno lo dimostra anche il volto disteso di Luigi Bonelli a Telecolor. L'azione è stata un'azione forte, però necessaria, perché è vero che loro sarebbero rimasti senza acqua, ma per 3 giorni sarebbero stati forniti dalle autobotti. Noi rischiavamo, qualora fosse data acqua a Caltanissette e a San Cataldo e non avesse piovuto, di restare senza acqua per i prossimi mesi. Stamattina il presidente Schifani ha riunito la cabina di regia contro la siccità. Subito interventi urgenti, ma tolleranza zero contro chi, con azioni illecite animate da uno spirito di giustizia fade a te, come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi con l'occupazione della diga, mette a rischio il sistema. Schifani chiede il potenziamento delle reti idriche con riparazioni per evitare perdite inaccettabili e con la costruzione di nuove condutture. Poi annuncia la riattivazione dei dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani entro giugno, per i quali sono già stati trasferiti 10 milioni di euro al commissario nazionale incaricato Nicola Dell'Acqua. Ma è importante fare in modo che sempre più acqua possa essere raccolta negli invasi. Bisogna essere pronti a far fronte ai periodi di maggiore carenza idrica. Nei prossimi giorni sarà aperto anche il bypass dell'acquedotto di Blufi, che convoglierà l'acqua dei nuovi pozzi di Butera e di Mazzarino. Domani saranno fatti i collegamenti alla vecchia rete esistente, quindi tutti i pezzi speciali, poi sarà fatto il reinterro e l'acqua arriverà a Caltanissetta nella giornata di venerdì notte. La speranza è quella di non dipendere per sempre da Giove Pluvio. Resta in carcere il ragazzo che insieme a 6 altri giovani a luglio 2023 ha violentato una 19enne al Foro Italico di Palermo. L'imputato, l'unico all'epoca dei fatti minorenne, è stato condannato in primo grado e in appello a 8 anni e 6 mesi dal GIP dei minori. La Corte ha respinto la richiesta, ricordando che quando era stato collocato in comunità non aveva mostrato alcun segno di pentimento, autocelebrando il suo gesto. Cambiamo argomento. A Catania 14 arresti per droga nel quartiere di San Cristoforo. I pusher spacciavano anche in presenza dei loro bambini. Emanuela Corsi. Il caffè indicava la droga, si poteva scegliere tra la cialda piccola o grande. L'orologio invece era riferito alle bilance di precisione utilizzate per pesare le sostanze stupefacenti. Un linguaggio criptico emerso nell'indagine condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania su delega della DDA, che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio di cocaina e marijuana nel quartiere di San Cristoforo, tra le vie Villa Scabrosa e Via Officina. 14 le persone arrestate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A capo i pluripregiudicati Emanuele Napoli e Alessandro Carambia. Tra gli arrestati anche la madre 75enne di Napoli, alla quale i sodali si sarebbero rivolti per richiederle un caffè oppure una cialda, e la moglie, che avrebbe gestito parte della contabilità. Il volume d'affari è stimato in 4.000 euro al giorno, incassati mediamente attraverso 200 cessioni nell'arco delle 24 ore. Nelle immagini vediamo uno degli indagati che raccoglie una dose lanciata dal balcone e la spaccia. E ancora lo stupefacente che viene consegnato al pusher con la tecnica del paniere. Infine un altro indagato che spaccia in presenza della figlia minore. Molte cessioni sarebbero state concordate con l'acquirente tramite messaggistica e social network. I provvedimenti cautelari richiesti dalla DDA Etnea erano stati in prima battuta rigettati dal GIP. La pronuncia è stata poi appellata dalla Procura distrettuale a riesame di Catania, che ha emesso le ordinanze applicative delle misure di custodia cautelare in carcere. Con l'esecuzione di queste ordinanze è stato inferto l'ennesimo colpo alla criminalità organizzata, che proprio dalle piazze di spaccio trae un costante e significativo finanziamento per le casse delle consorterie criminali.
Palermo stroncato, traffico di droga alla Guadagna e a Falsomiele, 25 gli arresti. I due gruppi criminali avevano consolidato contatti con altre bande dell'Emilia Romagna, Lombardia e Calabria. Un arresto anche a Mazzara del Vallo. Marco Gullà. La droga in grande quantità arrivava soprattutto dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Calabria e poi rivenduta a Palermo. Blitz della polizia all'alba per stroncare un vasto traffico di droga, cocaina e hashish nei quartieri Guadagna, Falsomiele e Villa Grazia. 25 arresti, 2 le organizzazioni che erano ramificate nei quartieri periferici di Palermo, spaccio H24 per ogni tipo di clientela, un supermercato della droga aperto ogni giorno per soddisfare le tante richieste giornaliere, e per l'acquisto dello stupefacente i gruppi, finiti in manette oggi, avevano una cospicua disponibilità di denaro. Nei quartieri Villa Grazia e Falsomiele c'era una sinergia aperta e ben consolidata con altri gruppi criminali della Calabria, si comprava e si rivendeva subito. Nel corso dell'attività investigativa sono state sequestrate diverse quantità di droga per un totale di quasi 2 quintali, nonché 5 pistole e diverse munizioni, con l'arresto in flagranza di 8 persone. L'operazione odierna ha visto l'impiego di circa un centinaio di poliziotti, sempre per droga. Un arresto anche a Mazzara del Vallo. Un uomo di 52 anni pregiudicato è stato trovato a casa in possesso di 250 grammi di cocaina e 35 grammi di crack. Inoltre, all'interno della propria abitazione, l'uomo deteneva illegalmente una vera e propria Santa Barbara. I poliziotti hanno infatti rivenuto e sottoposto a sequestro una miccia artigianale del peso di 550 grammi, nonché 40 petardi del tipo Cobra 6. Sold out per il Sicilia Express, sono stati venduti subito tutti i biglietti del treno low cost natalizio organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per il rientro dei siciliani durante le festività. In pochi minuti sul sito sono andati a ruba i 500 posti disponibili. È la dimostrazione che avevamo visto giusto, dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Considerato il successo, stiamo già pensando di ripetere questa iniziativa. Il treno partirà il 21 dicembre da Torino, il rientro è previsto per il 5 gennaio. Quando l'ho conosciuto io sapevo che si chiamava Francesco Salsi e così pure quando abbiamo cominciato ad avere una conoscenza intima. Poi quando ho saputo chi era, nella mia mente comunque ho continuato a percepirlo come la persona che avevo incontrato. Così alla vigilia della sentenza d'appello Lorena Lancieri, una delle donne di Matteo Messina Denaro, condannata per mafia a 13 anni e 4 mesi, ha reso dichiarazioni spontanee. Secondo l'accusa, la donna sarebbe stata al centro della rete dei pizzini che garantiva la latitanza al capomafia. Le mani della mafia dei barcellonesi sui finanziamenti del superbonus per edilizia in provincia di Messina. 2 le persone arrestate dai carabinieri e 7 gli indagati. Tra loro alcuni imprenditori edili, in particolare un imprenditore otteneva protezione dai clan per trovare immobili da sottoporre all'efficientamento e in cambio gli dava lavori in subappalto. Chiudono per mancanza di personale le guardie mediche dell'Agrigentino, protestano i sindaci dei Monti Sicani dove sta iniziando una vera e propria guerra fra piccoli comuni. Proprio mentre l'ARS discute delle riforme della rete ospedaliera, la Regione indice concorsi per reclutare 452 nuovi medici. Maglio Viola. Mentre sbarca in Commissione Salute all'ARS l'ipotesi di revisione della rete ospedaliera della Sicilia, tema affrontato nella riunione di oggi pomeriggio ma senza giungere ad una versione definitiva del piano, l'isola resta senza medici e senza personale sanitario in generale. L'allarme esiste da tempo, ma adesso la situazione diventa insostenibile soprattutto nelle aree interne e nei paesi della Sicilia centrale. La punta di iceberg è nell'Agrigentino, dove protestano i sindaci dei Monti Sicani, già interessati dalla chiusura da lunedì scorso, 1 dicembre, della Guardia Medica di
Burgio. Ciascun turno in una guardia medica ha bisogno di 4 medici e mezzo, non ci sono abbastanza sanitari per poter garantire il servizio. In pratica solo nell'area dell'ASP di Agrigento servirebbero almeno 90 medici. La questione preoccupa anche il sindaco di Lucca Sicola, Salvatore Dazzo, altro borgo la cui guardia medica potrebbe essere chiusa da un momento all'altro. E scatta una vera e propria guerra fra poveri, con Lucca che invita prima a chiudere la guardia medica di Ribera, territorio comunque garantito dalla presenza di un ospedale. Per correre ai ripari, la regione ha dato mandato a 2 ASP, quella di Palermo e quella di Catania, di procedere ai concorsi per l'assunzione di 452 medici. Concorsi indetti ben prima di quest'ultima emergenza e scollegati dalla vicenda specifica. 189 i posti a concorso a Catania, 263 a Palermo, ma destinati non solo alle 2 province ma anche a Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Altri concorsi sono attivi nel Messinese. Alcune confezioni di farmaci scaduti conservati destinati ai reparti ospedalieri sono state sequestrate dai carabinieri dei NAS di Catania e della compagnia di Milazzo durante un'ispezione nella farmacia dell'ospedale Fogliani di Milazzo a Messina, a seguito di un'attività delegata dall'autorità giudiziaria. La vicenda era stata anche oggetto di un'interrogazione parlamentare. Ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità, ma ancora oggi a Catania esistono troppi ostacoli, dignità, diritti e benessere spesso calpestati. Tonino De Mana. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta nel 1981 dalle Nazioni Unite, ogni anno che passa sembra che intoppi, burocrazia e barriere aumentino. Dignità, diritti e benessere, prerogative della giornata, vengono sistematicamente calpestati. Così a Catania un soggetto portatore di handicap vive una triste realtà, fatta di ostacoli che in strada a volte diventano insormontabili. Le leggi ci sono, però purtroppo anche se fanno gli scivoli e fanno i bagni dei disabili, sono fatti male. C'è sempre bisogno di una persona che ti aiuta, non puoi mai uscire da solo. Questo è il problema principale. È una Catania poco accessibile. Nella giornata mondiale per la disabilità mi sento di fare una critica costruttiva, perché una città si può reputare civile solo quando esistono degli strumenti tali per rendere la città accessibile, e purtroppo Catania ad oggi non lo è. Persino molte fermate della metropolitana di Catania non sono accessibili ai disabili. Per un non vedente ricorrere ai trasporti pubblici equivale ad un calvario. Per noi disabili visivi rimane il problema di come poter camminare in maniera autonoma, così come succede in altre città d'Italia. Ma un segnale di speranza c'è ed arriva da Cireale, dove finalmente Gaia, alunna disabile al 100% del Paolo Vasta, potrà avere l'assistenza igienico-sanitaria. Per i genitori è stato necessario ricorrere alla magistratura, che ha condannato il comune di Zafferana, intimando di cessare, così si legge nel provvedimento, la condotta discriminatoria nei confronti della bimba. E sono giorni di pensioni e tredicesime. Anche in Sicilia gli uffici postali sono più affollati del solito. Al fianco degli anziani ci sono le forze di polizia che con la loro presenza garantiscono sicurezza e tengono lontano i malintenzionati. Francesco Aloi. L'ufficio mobile in bella vista, le divise, gli occhi degli agenti ben attenti. In questi giorni gli uffici postali sono ancora più affollati. È il periodo delle pensioni e delle tredicesime. La Polizia di Stato ha organizzato questi servizi per garantire la prevenzione dei reati che potrebbero perpetrare dinanzi agli uffici postali proprio in occasione dei pagamenti delle pensioni delle tredicesime, e soprattutto per far sentire la prossimità al cittadino. La presenza delle divise così rassicura tutti. Chi viene qui per prelevare la pensione e non solo si sente più al sicuro. Vedendo le forze dell'ordine comunque è una sicurezza. Lei è in fila alla posta, fuori c'è la Polizia di Stato, si sente più sicura? Sento protetta, ma per l'età che una. E poi vedendo una bella poliziotta, doppia sicurezza. Esserci sempre più che uno slogan per la Polizia di Stato è la realtà, ma nei controlli sono coinvolti anche carabinieri e guardia di finanza, tutti insieme per bloccare i malintenzionati già prima che entrino in azione. È importante però seguire alcuni semplici consigli. Fare molta attenzione alle persone che si potrebbero avvicinare con qualche pretesto, magari fingendosi delle
delle persone in stato di difficoltà che potrebbero attirare l'attenzione di voi anziani. Attenti quindi a non cadere nelle truffe, ma se dovesse succedere il numero a cui rivolgersi è questo, 112. Una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania da oggi prepara la trasferta di Taranto contro l'ultima in classifica, gara però sempre dal sapore particolare con i pugliesi sul fronte formazione. La squalifica di Anastasio apre a diverse soluzioni. Francesco Triolo. Taranto-Catania non è mai stata una partita come tutte le altre, lo dice la storia e la rivalità tra due piazze che è cresciuta negli anni. E poco importa la classifica attuale, quello che conta a volte sono le motivazioni. Il Catania arriverà alla gara dello Iacovone di domenica pomeriggio dopo il pari contro la Cavese, che ha lasciato l'amaro in bocca ed i fischi dei tifosi del Massimino nelle orecchie dei giocatori. Occorre dare una sterzata al campionato ed i rossazzurri lo hanno compreso, anche grazie alla strigliata che il direttore sportivo Daniele Faggiano ha fatto allo spogliatoio. Un modo per far comprendere come nessuno regala nulla e occorre giocare al massimo sempre per portare a casa la vittoria. Da oggi però si pensa al Taranto e Toscana 5 giorni di tempo per valutare diverse situazioni in bilico. Sul fronte degli infortunati è scontato che l'allenatore non avrà a disposizione Celli, Di Tacchi e Geca, ma la squalifica di Anastasio, che contro la Cavese era in diffida ed è stato ammonito, apre a diverse opzioni. Intanto occorrerà valutare le condizioni di Lunetta. Già prima della gara contro la Cavese, Toscano aveva ammesso che al centrocampista milanese sarebbero serviti un paio di giorni in più. E allora attenzione anche a questo, perché per la sostituzione di Anastasio Ierardi potrebbe giocare nei tre dietro con Castellini e Di Gennaro, lasciando aperto un ballottaggio tra Raimo e proprio Lunetta se Guglielmotti andasse a destra, ipotesi di inizio settimana che dovranno trovare il riscontro del campo. Sul fronte tifosi invece si va verso un nuovo stop alla possibilità di trasferta per i sostenitori rossazzurri, visto che l'osservatorio ha formalmente rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l'individuazione di adeguate misure di rigore. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone lascia il Messina per spostare il progetto Trapani del presidente Valerio Antonini. Franco Camarrasana. Peppino Pavone divorzia dal Messina per sposare il progetto Trapani. L'esperto dirigente pugliese, con il Foggia di Zeman tra i protagonisti di Zemenlandia, ha già presentato le sue dimissioni irrevocabili al patron della CR Messina, Piero Sciotto, società alla quale si era legato lo scorso luglio, non trovando però le potenzialità finanziarie che gli consentissero di sviluppare in maniera compiuta un vero progetto di rilancio della squadra peloritana. Ad accoglierlo a braccia aperte il presidente del Trapani, Valerio Antonini, fermamente deciso a rivoluzionare la gestione tecnica della squadra granata, a partire appunto dalla sostituzione dell'attuale DS Andrea Mussi, affidandosi stavolta ad un dirigente molto esperto come Giuseppe Pavone, col quale si è già incontrato, discutendo soprattutto della revisione dell'organico in vista della riapertura del calciomercato. Non è da escludere che fra i due si sia parlato anche di un eventuale cambio dell'allenatore. Sull'argomento se ne saprà di più nei prossimi giorni, probabilmente dopo Trapani-Benevento di domenica prossima. E per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.